Una richiesta di revisione vergata dalla Giunta Comunale di San Giorgio in Bosco, Alta Padovana, è spedita al Presidente della Regione Veneto e attraverso lui anche al Dipartimento che si occupa della difesa del suolo regionale. Non è un comune qualsiasi San Giorgio, perché qui sussiste dagli anni 70 lo stabilimento di emungimento e imbottigliamento di acqua minerale vera, ad oggi di proprietà di San Pellegrino. La concessione mineraria, così si chiama, prevede una portata complessiva di 100 litri al secondo nei 3 pozzi del territorio, ma negli anni dati alla mano non si è mai andati oltre al 30% di estrazione. Di qui la decisione. Abbiamo capito che sfruttano circa il 30% della concessione mineraria e l'hanno ribadito anche in più di un'occasione, quindi alla luce di questi dati noi chiediamo che la Regione si faccia promotrice di un'analisi attenta e di una eventuale riduzione della concessione mineraria. Non solo, la richiesta aggiuntiva è anche quella di poter vigilare anche localmente con una figura competente ed imparziale. È doveroso che noi ripristiniamo quei sistemi di controllo a livello locale per avere anche noi un focus sulla situazione dell'emungimento e lo chiediamo alla Regione e all'azienda, la quale ha risposto positivamente, e quindi quanto prima insieme al Comune di Cittadella, visto che anche il Comune di Cittadella è sede di concessione mineraria, abbiamo l'intenzione di ripristinare il ruolo del geologo che possa controllare tutto quello che è l'emunto da parte dell'azienda. Infine la precisazione rispetto alle notizie su un probabile ampliamento dello stabilimento che ha scatenato nei giorni scorsi polemiche soprattutto tra le opposizioni. Di vero c'è solo che la San Pellegrino ha venduto l'imbottigliamento dell'acqua minerale alla ditta Vera SPA, Acqua Vera SPA, e questo è l'unico dato vero. Su tutto il resto c'è tutto un percorso da costruire che ad oggi non abbiamo né idea né dati su cui fare un ragionamento puntuale, abbiamo soltanto una proposta. Ci piacerebbe fare questo, ma niente di più, quindi è da vedere il tutto più avanti quando e se si concretizzeranno delle cose. Avremo ovviamente l'occasione di rivederci perché ne parleremo alla stampa, sempre per quella trasparenza e per quel rispetto che noi nutriamo nei confronti della nostra comunità e del nostro territorio.